Siamo insieme al sindaco di Padova, Flavio Zanonato. Lei ha voluto essere presente qui oggi. Insomma, gli anziani sono una risorsa importante per Padova. Il comune in materia di assistenza agli anziani che cosa prevede, che cosa ha pensato? Beh, in questo caso è un'iniziativa che è rivolta agli anziani che hanno vissuto tutta la loro vita nel mondo agricolo, cioè i contadini ed è una realtà tra l'altro fatta di persone che stanno profondamente trasformandosi e cambiando, perché oggi sono di meno gli addetti all'agricoltura. A loro ci rivolgiamo con riconoscenza, cerchiamo di impegnare alcuni strumenti e alcuni spazi per poter ospitare una bella manifestazione, non sono tutti di Padova. Ai nostri anziani, che sono fatti di coltivatori, ma anche di operai, ma anche di pensionati del mondo del lavoro pubblico e di altro lavoro artigiano del commercio, cerchiamo di offrire una città ospitale, una città vivace, una città che consente alla gente di socializzare, di stare insieme, di svolgere attività creative, ne abbiamo tantissime. E so che anche la tutela, per esempio, del piccolo commercio è una cosa a cui il comune tiene, perché insomma gli anziani sono abituati magari a fare la spesa sotto casa, quindi sono cose che vogliono continuare ad esserci. Questa è una cosa molto importante. Ci teniamo enormemente a tutelare la rete del commercio diffuso, il commercio di vicinato, quelle botteghe che offrono vivibilità ai quartieri. Noi abbiamo migliaia di negozi, non c'è un quartiere dormitorio a Padova, dappertutto c'è il bar, quindi l'esercizio pubblico, il negozio di alimentari, il negozio di frutta e verdura, il macellaio, l'edicola, la tabaccheria, la merceria, e questa presenza dà vivacità alla città e contemporaneamente offre un servizio. Per tutelarli, i commercianti, non abbiamo voluto aprire nuovi centri commerciali in città, sapendo che questo è vantaggioso soprattutto per la popolazione che vive nei quartieri. Ultima domanda, ma nel comune di Padova servono più asili nido oppure centri per gli anziani? Servono entrambi, non c'è una... Serve tutto quanto, servono gli asili nido perché dobbiamo fare in modo che nascano più bambini. Allora, aiutando la famiglia, offrendo un posto dove mettere il neonato, si consente a 2 persone di lavorare e si consente alla famiglia di avere più figli. Questo è molto importante. Non è tutto qua per avere più figli, ma è un pezzo, un segmento delle cose da fare. Poi c'è il lavoro stabile, c'è un costo basso della casa. Questo è molto importante, l'asilo nido. Anche le politiche di altri paesi sono andate in questa direzione. Poi bisogna anche avere quel giusto riguardo per chi la vita l'ha svolta, ha lavorato, si è impegnato, ha costruito la città, ed è giusto che adesso possa vivere serenamente la parte conclusiva della propria vita. Ringraziamo il sindaco Flavio Zanonato e noi nel frattempo ci siamo spostati in ghetto, dove la CIA ha allestito tanti banchetti. Io sono insieme al presidente della CIA di Padova, Claudio D'Ascanio, e do il benvenuto anche ad Alberto Giombetti, coordinatore della giunta CIA nazionale. Cominciamo dal presidente D'Ascanio. Presidente, ma insomma, questa manifestazione ha il merito di aver portato in piazza le tradizioni contadine. Certo. Questa festa regionale dei pensionati, naturalmente inserita in una splendida cornice del centro di Padova. Adesso siamo qui nel ghetto, ma ieri eravamo intorno al municipio. Ci consente di legare tradizione contadina e vita di tutti i giorni. Queste sono piazze che nel passato erano naturalmente dedicate all'agricoltura, nel senso che erano la piazza della frutta, la piazza delle erbe, dove direttamente gli agricoltori venivano a vendere. Oggi le cose sono cambiate, però riteniamo che il messaggio che viene dalla tradizione contadina oggi è assolutamente necessario ed attuale, cioè l'idea di una vita non consumista, un po' più attenta alla persona e non al consumo. Credo che sia un messaggio che è valido per il futuro, non soltanto per gli agricoltori ma per tutta la società. Avere rispetto delle cose, pensare che nulla va disperso. Le tradizioni non vanno disperse soprattutto le qualità. Io dicevo in qualche trasmissione che in Italia, rispetto a migliaia di tipi di mele, oggi ne consumiamo l'80% solo 4, che sono 2 americane, una australiana e una neozelandese.
Il mercato oggi soprattutto di queste mele. Noi abbiamo centinaia di varietà nostre che dobbiamo esaltare, perché poi fanno parte della nostra tradizione culinaria. Perdiamo i prodotti e perdiamo anche quello. Non si può pensare che tutto possa essere omogeneizzato in un unico piatto per tutto il mondo, perché questo sicuramente penalizzerebbe la nostra agricoltura e la nostra economia. Questo è un grosso messaggio che noi lanciamo quando portiamo le nostre aziende agricole in posti come questi, nelle città. Ricordiamoci dei nostri prodotti che sono di alta qualità e che vanno difesi. Questo significa dare dignità alle produzioni e dignità ai coltivatori, che in questo momento secondo me ne hanno grandissimo bisogno, perché abbiamo grandi problemi, rischiamo di far chiudere molte aziende. Grazie Presidente D'Ascanio. Ecco, quindi lo stato di salute un po' delle nostre produzioni. Sì, noi siamo ormai in presenza, come diceva anche il Presidente D'Ascanio, non di un'agricoltura, ma di più agricolture anche nel nostro Paese. Le agricolture italiane sono determinate da una complessità del nostro territorio che determina anche la possibilità di avere una complessità di prodotti, quindi una varietà molto, molto ampia. Quindi il tema che secondo noi oggi è al centro della nostra discussione è la diversificazione. Noi dobbiamo avere la capacità di cogliere questi elementi che sono appunto di diversificazione dei prodotti sul territorio. E bene fa la CIA di Padova a fornire occasioni come queste che consentono ai cittadini di conoscere di quale capacità sono appunto capaci gli agricoltori italiani per dare prodotti di altissima qualità e quindi una diversificazione territoriale, una diversificazione di prodotto, una capacità di cogliere gli elementi appunto che sono nel nostro territorio. Noi abbiamo lanciato nell'ultima nostra assemblea elettiva un nuovo patto tra agricoltura e società e proprio attraverso queste forme di rapporto si realizza il patto. Il patto è un fatto che vuol far capire ai cittadini organizzati oppure a singoli cittadini quale tipo di prodotti sono sul mercato oggi capaci di dare delle risposte. Siamo in una situazione economicamente difficile, l'agricoltura è in una crisi notevole, non c'è un prodotto che sta tirando, sono più prodotti che hanno una difficoltà ormai quasi tutti, dal latte all'olio, dal vino ai prodotti. Un comparto che si salva. Che si salva in questo momento nell'agricoltura italiana. La risposta che noi intendiamo dare è quella di valorizzare i prodotti del territorio e diversificare l'offerta e di conseguenza anche dare una risposta alla domanda. Insomma, queste occasioni sono anche un modo forse per far proprio conoscere un problema di comunicazione, forse a volte di conoscenza da parte dei cittadini, ecco, dei nostri prodotti, delle nostre tipicità. Io ringrazio Claudio D'Ascanio, Presidente della CIA di Padova, ringrazio Alberto Giombetti, coordinatore della Giunta CIA nazionale. Noi qui da Padova vi salutiamo e ridiamo la linea alla regia. Grazie a voi.